no. Allora eccoci qua, rientrati, subito allora l'ultima ricorrenza, cioè l'ultimo fatto storico che vogliamo ricordare questa sera, il 24 ottobre del 1929, il giovedì nero di Wall Street. Inizia la Grande Depressione, noi lo ricordiamo con un breve ispezione di un film intitolato Furore di John Ford del 1940, che è tratto dal libro di John Steinbeck e interpretato da un giovanissimo Henry Fonda. Guardiamo. Certo che non ha un bell'aspetto. Ce ne andiamo? Con quale benzina? Mettiamo sulla testa che vedo di cucinare qualche cosa. Posso portare della legna se vuole, signora? Tu vorresti qualcosa da mangiare, eh? Sì, signora. Perché non hai mangiato? No, signora, non c'è più lavoro qui. Papà sta vendendo la roba per comprare la benzina, così ce ne andiamo. Ma nessuno di voi altri ha mangiato? Io sì. E anche mio fratello. Parecchio. Allora voi non avete fame, no? No, affatto. Meno male che qualcuno ha mangiato, perché anche se ne avanza non ce ne sarà certo per tutti. Quello si dà delle arie. Sa cosa ha fatto? Ieri ha detto anche che avevano mangiato il pollo. Io invece ho visto mentre mangiavano ed era pasta fritta, come tutti quanti noi altri. Nanna, che facciamo? Non so proprio cosa fare. Devo dar da mangiare a voi e possiamo non dar niente a questi poveri figli. Ecco, giusto un pezzettino, questa è una famiglia che si sta spostando su questo furgone per raggiungere, credo, la California in cerca di lavoro, in una situazione, come abbiamo visto, non c'è da mangiare, non c'è benzina, non ci sono soldi, è un riflesso appunto di quello che è stato poi questa drammatica crisi del 1929. De Biasi, da lì iniziò un periodo veramente difficile. Da lì iniziò, tanto per la prima volta, siccome tutto nasce dagli effetti della prima guerra mondiale che abbiamo appena visto, no? Per cui da un punto di vista economico gli Stati Uniti sono i primi a volare alto in termini di produttività, di salari e quant'altro, solo che una parte di tutti questi investimenti, di questo maggiore benessere, viene poi drenato dal sistema finanziario, pare quasi una specie di quello che poi è successo mutatis mutandis con Lehman Brothers e compagnia cantando nel 2008. Nel 2008. Esatto. Allora a quel punto, nel momento in cui vi fu, come brillantemente analizzò John Maynard Keynes, una serie di fattori di criticità, cioè l'aspetto della crisi del manifatturiero, soprattutto la produzione automobilistica con tutta la rete dell'indotto, l'aspetto che pochi trattenevano molto e ridistribuivano poco, quindi non c'era un sistema di welfare eccetera, l'aspetto della finanza speculativa per cui tanti si arricchivano e l'aspetto infine che il bilancio in termini di, che fu poi la grande intuizione ad esempio di Keynes, che il bilancio statale doveva essere in pareggio. Al fondo di tutto poi c'è anche un altro aspetto non di poco conto. Con la fine della prima guerra mondiale, proprio per l'apporto che avevano dato anche gli Stati Uniti, sostanzialmente, differentemente da quello che è successo poi nella seconda guerra mondiale, ci doveva essere un paese trainante che regolava anche dal punto di vista degli scambi, che avrebbe dovuto essere gli Stati Uniti, ma negli Stati Uniti prevalse una logica isolazionista,
e non si assunsero l'onere e l'onore di diventare il paese diciamo, leader, cosa che fecero dopo. Tutto questo comportò una serie di, quando la borsa cominciò, i titoli cominciarono, a un certo punto qualcuno cominciò a vendere, ci trascinò tutto, e poi la crisi si propagò anche agli altri, in prima battuta agli altri paesi europei. Perché? Perché c'era anche là dove ad esempio l'industria era forte potenzialmente, come la Germania, perché alla Germania poi erano state addebitati, avendo perso la guerra, erano stati addebitati i famosi debiti di guerra in maniera colossale. Allora poi la crisi diventa ancora peggiore, perché da un lato è vero che gli Stati Uniti davano i capitali alla Germania, questa doveva restituirli, e questa crisi pesante provocò poi quel bacino di consenso che fece andare su Hitler e viceversa poi. Quindi la crisi del 29 è la prima crisi di sistema e fece capire alcune cose di come in nuce nel 29 poteva già la cosiddetta crisi globale, almeno per il mondo occidentale dell'epoca. Quindi in questo senso va colta oggi. Non si è colto molto, perché poi purtroppo le cose per certi aspetti si sono anche ripetute. Certo. Borone, lei la crisi del 29 l'ha studiata a scuola, probabilmente. Sì. E ci sono molte similitudini con quello che poi magari abbiamo vissuto personalmente. A parte che io sono sempre dell'idea che in natura nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma, quindi la crisi del 29 come la crisi del 2008 molto spesso sono stati sistemi che sono serviti anche per trasformare situazioni. In termini napoletani direbbero chi ha avuto, chi ha dato, quindi c'era indebitamento, si erano fatto quello che si era fatto, cancelliamo tutto e sparigliamo le carte. L'hanno fatto nel 29, l'hanno fatto nel 2008, e la similitudine è bellissima, perché su quello che è successo nel 2008 c'è un bellissimo film fatto recentemente sulla crisi, dove quando si annunciava e c'era questa società finanziaria di Wall Street, piccola molto grande, questo analista che andava alle grosse banche a dirgli: guardate che sta crollando, perché il 2008 è successo sul mercato immobiliare, no? Sui subprime e il mercato immobiliare, gli diceva: guardate che sta crollando tutto, bisogna investire sulle azioni, quelle del crollo, e nessuno gli credeva. Questa piccola società finanziaria che hanno detto: ma proviamo a capire, hanno preso l'aereo e sono andate in quelle aree dell'America, ovvero il Texas, l'Arizona, il New Mexico, quelle zone dove c'era la grandissima espansione immobiliare, Nevada, e si trovano queste città, questi interi quartieri creati di case nuove, belle anche, e iniziano a girare, vedono vende, si affitta, si vuota. L'unica che trovano solo nel campanello, viene fuori un messicano che gli dice: ma io sono qui, sì, non pago niente, cioè c'è la banca che è padrona della casa. Tornarono, investirono sulla caduta del sistema ovviamente borsistico immobiliare, che da lì a poco successe, e fecero ovviamente molti soldi. Questo per dire che nulla si distrugge, no? Perché funziona così. Cioè, ovvero il sistema economico, quello del 29, posseduto e controllato ovviamente da un certo sistema finanziario di banche, è lo stesso che poi nel corso del tempo ha fatto anche quello del 2008, e che in qualche modo ha deciso di realizzare i propri guadagni facendo pagare al sistema, alla collettività e alla gente i loro profitti. Ha funzionato così. Cioè, non c'è dubbio di questo. Il problema è che certe situazioni, per carità, oggi non si sono avverate in un certo modo, ma nel 29 hanno creato le precondizioni affinché poi si sia arrivati in Europa, no, alla reazione
spontanea che ha portato all'elezione poi di Hitler in Germania, certo, e del fascismo in Italia, perché poi certo, il potere del fascismo in Italia, perché c'era la necessità di vedere il capo forte, il comando forte, e pertanto nella difficoltà il comando forte sembrava quasi la possibilità di risorgere. Non è che nel 2008, se vi ricordate, i discorsi che viaggiavano negli ambienti era diverso, sembrava quasi che arrivasse e dovesse arrivare, certo, l'uomo forte, insomma. Certo, ecco. Certo. Jessica Rostellato condivide queste similitudini, È che siamo più maturi oggi, ecco, forse. Quello. Beh, la situazione ovviamente è diversa, lì appunto diciamo anche che sicuramente il fatto che abbiamo delle istituzioni europee ad oggi ci ha permesso anche di non ritornare su situazioni di guerre come ci sono state in quegli anni. Che la storia si ripeta, questo probabilmente è vero, nel senso che effettivamente purtroppo quando ci sono queste situazioni di forti crisi economiche e quindi di difficoltà delle persone, dei ceti più deboli, perché lì ovviamente anche lì in quel caso furono i ceti più deboli, ma anche il ceto medio, quello che si era un po' arricchito durante comunque il periodo post, diciamo, prima guerra mondiale, che risentì di questa cosa e fu più facile quindi anche in Europa far crescere delle forze diciamo comunque di destra che poi portarono ai fascismi che abbiamo conosciuto un po' in tutta Europa. Anche con le difficoltà economiche che abbiamo adesso, lo vediamo anche in Europa, stiamo rivedendo comunque un ritorno di determinate posizioni. Ovviamente auspichiamo che non si vada verso quella strada, perché insomma sarebbe decisamente problematico se ritornassimo veramente a rivivere quello. Spero vivamente che non arriviamo fino a quel punto e che la storia in questo caso ci abbia insegnato almeno di non arrivare fino a lì. Certo è che è abbastanza, diciamo, forse anche sta nelle cose che le difficoltà economiche portino ovviamente il malcontento a spingersi verso determinate, che portino anche delle conseguenze politiche, insomma, ovviamente. Certo, Erika Bollettini. Dal 29 iniziò anche un altro periodo di fame, povertà, disoccupazione, grande depressione in generale, che durò almeno fino alla seconda guerra mondiale, come sappiamo, e da lì inizia anche la percezione a livello mondiale della pericolosità poi della speculazione. Gli effetti li vediamo anche oggi. Per questo c'è la necessità, secondo noi, secondo il Movimento 5 Stelle, di separare le banche che fanno speculazione finanziaria dalle banche che invece si occupano di risparmi e di commercio, che fanno attività sane. Solo in questo modo possiamo evitare situazioni di quel genere e dobbiamo assolutamente farlo, ma all'orizzonte non vedo un'uscita dal tunnel, perché non vedo la luce fuori dal tunnel, sia a livello europeo, perché abbiamo visto con l'introduzione del bail-in, che è castrante per lo Stato, per i risparmiatori in generale, perché poi lo Stato è fatto dai cittadini, dai privati, e sia a livello nostro parlamentare o di governo comunque italiano, il quale si è occupato esclusivamente di fare gli interessi delle banche. Quest'ultimo governo ha fatto ben 11 regali alle banche e con le popolari venete abbiamo visto quello che è successo, vendita fittizia a €1 di tutti e due, e con disastro per intere famiglie, migliaia di risparmiatori che avevano dato tutto nelle mani di alcune persone di cui si sono fidate, anche giustamente direi, perché pochi sono i veri esperti di questioni finanziarie e bancarie, nemmeno io sono un'esperta qui, lo dico senza nessun problema. Esatto, come qualsiasi altro cittadino mi posso affidare a una persona che secondo me ne sa molto di più in quel momento, poi vengo truffata, vengo raggirata e nessuno pone rimedio a questo. Quindi secondo me bisogna riflettere soprattutto sullo stato canaglia in cui viviamo e fare delle leggi che vadano a migliorare sicuramente il sistema finanziario, ma a puntare
diciamo, sulla trasparenza, sui controlli che non sono stati fatti e sulla separazione delle banche, ma soprattutto, voglio dire, anche su una separazione tra banca e politica, perché fino ad oggi è evidente il conflitto di interessi tra le due. No, volevo solo una cosa, perché se mi permette perché sono d'accordo anch'io sulla separazione delle banche, che però non è la soluzione di tutto, perché nel 29 non c'era ovviamente era uguale, cioè c'era già la separazione, e poi negli anni successivi che hanno messo tutto assieme, banche di risparmio e banche di investimento finanziario, ed è successo lo stesso la crisi, proprio per quel motivo, perché lo vedevo per quello gli ho detto dalle immagini, perché da una parte c'era una grandissima crisi, però le grandi città si costruivano, i grattacieli si costruivano, le grandi città sono state costruite in quegli anni, New York, Chicago, Detroit, e per costruire quelle grandi città ci voleva ovviamente il denaro del popolo, mettiamola così, no? Quello è stato il sistema, l'hanno fatto indebitato e hanno fatto sparire il debito. Il problema è un altro, il problema è che quando uno sbaglia deve pagare. È chiaro. Adesso ci arriviamo, professor Conflitto di Casa. interesse. Ci sono dei principi abbastanza banali della finanza. Uno, che per fare un ricco ci vogliono 1000 poveri, quindi è una regola per cui se tutti stanno bene, tutti stanno male, ed è la crisi di oggi, per cui le banche tirano il borsello di tutti, prendono soldi e ci impoveriscono. Secondo, somiglia un po' all'apicoltura. L'apicoltore, quando le arnie sono piene, le toglie e le mette vuote, e le api cominciano a correre e produrre di più, perché se no si fermano e sciamano, prendono il loro miele e seguono l'ape regina. Questo non va bene per l'apicoltore, quindi ci vuole un apicoltore che gestisce queste cose. Quello che dice Ford alla vigilia della grande crisi, che ovviamente la sapeva che sarebbe successo qualcosa di questo tipo, dice: quando il mio barbiere mi disse che è andato a investire i suoi soldi in borsa, capii che era il momento di andarmene. Cioè, quando anche il piccolo risparmio va in borsa, vuol dire che la borsa si ferma, chiude, chi c'è e tutti gli altri stanno fuori. E fanno raccolto. E fanno raccolto, e quindi c'è l'apicoltore. Questo boom economico, giustamente, come è stato detto, nasce dalla prima guerra mondiale, perché nonostante poi l'America abbia pagato e abbia preso poco, in realtà aveva creato uno sviluppo industriale che era notevole, e sull'onda di questo sviluppo industriale l'America continuava a navigare. Era il momento in cui c'era molta liquidità, andava tolta di mezzo, ed è la stessa cosa che succede al 2008 in Europa, ma in America è nel 2001, l'11 settembre è l'inizio del crollo, è l'alibi per dire allora è crollato tutto, quindi crolla anche la borsa, no? Ma gli americani avevano fatto un'operazione fantastica all'epoca, parliamo sempre del 2001. Avevano percorso per 4-5 anni l'aumento del valore del dollaro e la crescita della borsa, ininterrottamente, perché gli americani avevano un problema. Gli americani si basano sulla economia americana per poter raccogliere in borsa i soldi, e quando la borsa chiude tutto ricade sulla schiena degli americani. Allora gli americani non sono risparmiatori, chiedono alla banca i soldi in prestito, vanno a prendere i titoli di borsa, giocano, se vincono, ma alla fine devono restituire i soldi alle banche, e se crolla la borsa anche le banche crollano e anche l'economia americana crolla. Allora bisognava aprire un'altra economia, l'economia mondiale, ma l'economia mondiale non va a investire in America, perché se il dollaro cala e cresce, io compro in dollari, e se sale per esempio il prodotto finanziario ma cala il dollaro, ci ho perso, ho pareggiato, ho due rischi da affrontare. Allora bisogna tranquillizzare il mercato. Cresce, se voi ricordate, il dollaro è dato 2002, cresce il dollaro,
cresce la borsa, cresce il dollaro, cresce la borsa, ogni giorno la gente si sveglia e dice quanto ho guadagnato sul dollaro? Ho guadagnato 30 centesimi di dollaro, quanto ho guadagnato in borsa? Ho guadagnato 20 centesimi, un guadagno doppio. E tutto il mondo investe a Wall Street. E Wall Street, quando la borsa era piena, non so quale barbiere avesse comprato quella volta i titoli, ma sta di fatto, ha chiuso la borsa e adesso dice e il dollaro è sceso. E quindi abbiamo visto come è andata a finire. Perché, ripeto, c'è sempre l'apicoltore. Allora tu puoi fare un investimento in borsa, se ti va bene pentiti e esci, non devi mai tornare ad investire. Ma su quella crisi famosa, c'erano prodotti finanziari fasulli che vengono poi ripetuti adesso con tutta questa, quindi erano prodotti finanziari che non corrispondevano a niente, c'erano delle bolle speculative che erano mostruose, cioè si quotavano in borsa, no, delle società inesistenti o prive di qualsiasi base su cui, difatti dopo la crisi del 29 uscirono dei regolamenti che furono soltanto tolti poi negli anni 70 e ci fu la famosa deregulation che consentì ripristinati un po' dopo e, insomma diciamo che la storia si ripete molto e quindi quella grande crisi nacque anche perché gli Stati Uniti, per esempio, non richiesero i danni di guerra, ma non richiesero neanche i prestiti italiani. Noi eravamo fuori con 100 milioni di dollari, il dollaro allora era una cifra mostruosa, 100 milioni di dollari di prestiti che gli Stati Uniti avevano fatto per alimentare la guerra in Italia. Quindi dopo Caporetto arrivano gli Stati Uniti, arrivano i militari statunitensi, arrivano le derrate alimentari, arrivano le materie prime dell'America, è per questo che cambia la faccia della guerra. Cambia la faccia anche perché i prussiani, che sono sempre dei grandi idioti, inventano il grande personaggio che creerà la grande rivoluzione, che poi non la fece mai, che era Lenin. E quindi innescarono un meccanismo rivoluzionario all'interno della Russia per eliminare il fronte più difficoltoso che avevano e rivolgere tutto a sud. È uno dei motivi per cui i prussiani mandano 50.000 soldati a Caporetto e anche perché ormai erano tranquilli sul fronte orientale che non sarebbe successo niente. Sì. È la rivoluzione d'ottobre. Certo, Talina, allora il professor Casan dice 1000 poveri per un ricco. È così? Per fare un ricco ci vogliono 1000 poveri. Insomma è una semplificazione che rende bene l'idea, insomma, cioè, quindi voglio dire non credo che sia poi così distante dal vero. La crisi del 29, a me insomma, a parte le riflessioni sulle cause, su quello che ha determinato, sui collegamenti internazionali, è interessante anche capire poi dopo come se ne uscì da questa crisi definitivamente, insomma, no? Cioè con il New Deal, gli grandi investimenti anche dello Stato, per cui ecco, se similitudine vogliamo cercare anche rispetto per esempio alla fase che è sempre un po' ardita, insomma, no? Portare, diciamo, fare questi esempi, però insomma giusto per anche rispetto a tutta la problematica dell'austerità che in qualche modo, no, insomma, bloccava una sorta di investimenti pubblici, adesso insomma da tempo ormai si è dell'idea e si sta convertendo al fatto che invece lo Stato deve avere un nuovo diverso ruolo anche sull'economia, insomma, quindi anche da questo punto di vista insomma, credo che quella crisi insegnò delle cose. Insomma. Certo. Arman, come chiudiamo questa crisi del 29? Che non è stata la prima, ci sono state crisi precedenti, non sarà l'ultima, ce n'è una anche in corso che non si è assolutamente conclusa. E dobbiamo forse prima di guardare la crisi guardare come è fatto un uomo. L'uomo è per natura avido, c'è molto egoismo, ha questa, come dire, insaziabile fame di potere e di ricchezza, immemore che i soldi non fanno la felicità, ma però la povertà neppure. E vediamo che c'è una costante nelle crisi successive al 29, ma anche in quella del 29, che è la concentrazione della ricchezza nella mano dei pochi.
Nel 29 il patrimonio dell'America, la ricchezza dell'America era nelle mani del 5% della popolazione, e quindi andiamo immediatamente al ragionamento fatto dal professore. Il 5% della popolazione riesce a gestire un'economia a proprio uso e consumo. E oggi stiamo assistendo ad una spropositata concentrazione della ricchezza nelle mani di pochi soggetti, fondi di speculazione internazionali, grandi banche internazionali, che di fatto riescono a condizionare l'economia, e sono l'apicoltura. Non sarà l'ultimo 29, non sarà l'ultima crisi, non sarà l'ultima vicenda che spazzolerà il risparmio del ceto medio, perché l'agnello sacrificale in tutte queste vicende è sempre quel ceto medio che sta un po' emergendo dalla povertà, e paradossalmente poi si crea un collegamento tra la grande finanza e il proletariato, come un tempo veniva chiamato, perché il proletariato odia per definizione, tante volte perché è strumentalizzato, il ceto medio, e il ceto medio invece diventa l'ape o il miele per la grande finanza. Il ceto medio è quello che paga queste scorrerie che periodicamente vengono fatte. Il proletariato non si allea, perché vede sempre questo ceto come antagonista, la piccola borghesia, e ci si ritrova in questa situazione dove l'elemento che la scatena è la mancanza di controllo da parte dello Stato. Lo Stato ha un senso nel momento in cui riesce ad essere l'elemento di equilibrio che va a temperare le umane pulsioni di tutti, l'avidità e la voglia di avere, del possesso. La funzione dello Stato deve essere quella. Oggi si sta perdendo questa funzione dello Stato, perché lo Stato è condizionato oramai dai grossi centri di potere, e questa è la cosa più inquietante. Il 29 ci dovrebbe insegnare questo. Le teorie economiche passano sempre attraverso una partecipazione attiva da parte dello Stato, ma se lo Stato si piega alla forza del denaro, allora tutte le teorie economiche crollano, non c'è teoria economica che regga. Questo è fondamentale da capire anche in questo momento, perché ciò che è accaduto in Italia con le banche venete non è nient'altro che una riproposizione in ambito ristretto, ma neanche tanto, di quello che è successo nel 29. Non è che sia molto d'accordo. Una mancanza del controllo da parte dello Stato. Prima battuta, chi amministra un'azienda è il primo responsabile, poi arrivano i controlli. Cioè se no le cose non funzionano così. Sì, ma allora siccome i controlli, siccome i controlli sono semestrali, sì, vabbè, però io voglio posso sbagliare per 6 mesi, posso sbagliare per un anno, ma non posso sbagliare per 12 anni. I colleghi di revisione dei conti, commercialisti, voglio dire, se affrontiamo il problema banche è ben diverso, perché quando i soci vanno ad applaudire a migliaia Consoli e Zolin, ma mi perdoni, esca da questi luoghi comuni, perché non hanno senso, sono superati, sono dati di fatto. Ma certo, sono dati di fatto. Li applauditi nel momento in cui su Sole 24 Ore ho letto che le banche venete erano le banche più solide d'Italia. Benissimo. Allora quando ho letto su Lettera Finanziaria, su Milano Finanza, che le banche venete erano le banche migliori d'Italia, perché non le devo approvare? Superano gli stress test, c'è Banca d'Italia che dà un parere positivo, c'è il revisore dei conti che dà un parere positivo, e io che sono un imbecille d'avvocato di montagna, perché non devo applaudire? Bene, allora lei ha applaudito ed è stato un imbecille. E lei invece sapeva che erano in crisi, perché non l'ha detto a tutti, visto che lei era intelligente? Ma io non sapevo. Questi sono luoghi comuni non che sono lasciano... luoghi comuni. Ma certo che sono luoghi comuni, tutti abbiamo applaudito e tutti abbiamo vissuto di quell'economia lì. E chi doveva fare il controllore ed era dentro a controllare non ci ha detto che quell'economia non funzionava. Gli amministratori che si davano i soldi andranno in carcere, ma chi doveva controllare aveva un dovere, perché è l'autorità di polizia giudiziaria. Io posso credere che un cittadino possa rubare, ma non posso accettare che un carabiniere rubi. Ma un consiglio di amministrazione può rubare con tante connivenze. Ma chi ha detto che il giudizio etico non si dà? Ma non andiamo su questi luoghi comuni del discorso che abbiamo applauditi, siccome li abbiamo applauditi è colpa nostra. Li abbiamo applauditi perché tutto il sistema finanziario, tutto il sistema bancario, tutti i mass media sino al 2016 hanno detto che le cose andavano bene.
Cioè non c'era nessuna voce critica? Non ce n'era una, lei me la porti. C'è stata la denuncia a Adusbef, la denuncia a Adusbef non è andata sul merito della gestione, ha detto le azioni sono sopravvalutate. E a me andrebbe bene, fossero state svalutate del 20, del 30 e del 40%, non avrei battuto ciglio, siamo arrivati a zero. Questa è la differenza. Certo. Attenzione, io non mi meraviglio che qualche carabiniere faccia il birichino, né che qualche prete si dia da fare con qualche femmina, no? Mi pare che è nella natura, nella natura umana, no? Quello che mi meraviglia invece è che non ci sia giustizia, perché se la giustizia funziona, il carabiniere cammina dritto, poi ci sarà quello comunque che se la cava. Ma se immediatamente dopo prendono queste persone e le mettono dentro fin tanto che non parlano, come si faceva a mani pulite, questi o parlano o si mettono un sacchetto in testa, come è successo, no? E muoiono, si suicidano, perché non avevano un coltello da tagliarsi le vene. Ma scusate, quanta gente si è suicidata dopo l'assalto delle banche? E noi siamo ancora qui a discutere se c'è il controllo o non controllo. Il controllo è legato all'efficienza, all'efficacia e alla perseguibilità che la giustizia può attuare nei confronti dei delinquenti. Questi sono delinquenti, perché se va un extracomunitario con la pistola in banca e riesce a fregare 30.000 euro, viene fuori il putiferio. Se il signor Zonin con soci occulti, e io vorrei sapere il nome di quei soci, perché lo vorrei sapere, e per saperlo bisogna metterlo dentro, tenerlo là, fin tanto che ha voglia di parlare. Ma il procuratore di Vicenza, poveretto, da solo non è che può fare tutto. Non lo so, comunque. Sì. Perché mentre Veneto Banca hanno agito in maniera veloce e immediata, confiscando tutto e accusando tutto su Consoli e quant'altro, su Popolare Vicenza hanno atteso i tempi finché per Zonin, ad esempio, è stato tutto, ormai sono passati i termini, non posso nemmeno più confiscare quanto è in suo possesso. C'è stato un PM che ha fatto anche un libro. Quindi c'è anche due cose da, sarebbe anche andare a vedere perché questi due trattamenti diversi. Però scusate, ci piangiamo sopra oppure la politica si può muovere? Io non so altro, a chi mi appello? A chi mi posso appellare? La commissione d'inchiesta sulle banche finalmente è partita. Quale? La commissione d'inchiesta sulle banche, la commissione No, parlamentare. Da chi? Gestita da chi? Scusate, gestita da chi? Scusate, io ho grande fiducia nella politica italiana, ma non di Casini, di tutti meno che di Casini. No, tutti meno che di Casini, dai. È un nome, Casini, scusate, è un nome che è un programma, Casini. Basta, finito. No, ma no, perché non serviva nulla. La politica ha questo strumento. No, non diciamo parole, diciamo fatti, vogliamo fatti. Se vogliamo far propaganda politica, io lascio questo posto perché credo, a me piace questa trasmissione, perché si arriva un po' al sodo delle cose, fuori delle censure dei giornali, fuori dei quotidiani veneti. Allora, la prima volta che abbiamo parlato di commissione parlamentare d'inchiesta era a novembre 2015 e c'era stata promessa dai parlamentari del PD: adesso facciamo la commissione parlamentare d'inchiesta, votate la trasformazione, non vi preoccupate, andiamo a fare la commissione parlamentare d'inchiesta. Rinvio dopo rinvio, ultra rinvio, dopo mancate nomine, una volta istituite non sono più state fatte le nomine, dopo bagarre sul presidente. È stato fatto presidente uno, e l'ho fatto pubblicare ed era sui giornali, che 15 giorni prima nel suo Facebook aveva scritto: le commissioni parlamentari d'inchiesta non servono un piffero. È proprio tempo perso, è una strumentalizzazione, perché in politica si ragiona solo in termini elettorali, è una strumentalizzazione del meccanismo della commissione ai fini di vantaggio elettorale per chi ne è presidente, e poi il presidente è diventato lui. Allora dico, una commissione parlamentare d'inchiesta che doveva nascere monotematica sulle banche venete, perché questo è il grosso problema, perché le banche del centro Italia erano società per azioni ed erano fallite ed erano addirittura quotate in borsa, condizione completamente
completamente diversa dalle venete. Dovevano essere quindi monotematiche e fatte in un tempo ragionevole. Vengono fatte a fine mandato su tutto il sistema bancario. Che risultato? Va bene, andiamo giù, ci andrò anch'io il 31 a parlare in commissione parlamentare d'inchiesta, forse neppure ci andrò, delegherò qualcuno. È di martedì, forse lei ci deve andare, comunque sia. Sì, ma o delego qualcuno perché ho un'udienza, ma ecco, non per volontà, anzi per rispetto alle istituzioni ci debbo andare, per aver anche fatto la battaglia e la raccolta delle firme per la commissione. Ma dico, non condurrà ad un risultato perché i tempi sono troppo stretti, ne varrà varata un'altra. Fra 8 mesi fatto il governo con tutte le difficoltà che abbiamo visto prima, dopo, sarà varata adesso vediamo anche quello. Fra 4 anni e la giustizia di cui parlava il professore dove sta? E noi cittadini che abbiamo perso tutti e la fiducia generale nel sistema che è crollata dove è andata. E questo è il modo di gestire uno Stato? Non è questo il modo. Non è serietà. Certo, non è questo il modo. Certo, ci mancherebbe altro. Da un lato posso convenire che i controlli non erano adeguati, che insomma no, si sbagli, se sbagliare, però si sbaglia in buona fede, si sbaglia in malafede. Sì. Non è che, quindi probabilmente chi ha sbagliato, probabilmente anche dalla parte delle banche, probabilmente non sempre era in buona fede, anzi, però a me interessa evidenziare una cosa, che chi ha rubato, che ha fatto i disastri anche in maniera premeditata, voglio dire, cioè, questo vuol dire, e comunque mi preme evidenziare che questo denota anche il fallimento di una classe dirigente. Allora io do per buono, posso essere d'accordo con l'avvocato Arman, gli accordi, la commissione in ritardo, tant'è che anche noi in regione mi pare l'abbiamo chiesta a tempi non sospetti, no, e abbiamo proprio per sollecitare che si facesse quella commissione, insomma, no? Beh, ero presente a quella seduta. Ecco, quindi noi non eravamo contrari neanche noi, per cui voglio dire non abbiamo fatto propaganda su quelle cose, però di questo dato viene sempre quasi un po' accantonato, no? Quasi ci si vergognasse un po' che queste banche in qualche modo erano il cuore pulsante dell'imprenditoria veneta, no? Cioè voglio dire, quindi anche a volte se usciamo dai luoghi comuni allora è bene anche affrontare questa questione a 360 gradi. Su questo sono d'accordo. Usciamo dai luoghi comuni, vediamo chi era dentro i consigli di amministrazione, vediamo il ruolo delle associazioni di categoria e cominciamo ad andare a fondo su questi sono i temi interessanti, ma cerchiamo di capire le associazioni di categoria a quali logiche rispondono. Questo può essere interessante. Quello sollevato io prima. Dobbiamo andare avanti con la trasmissione. Tranne la Presidente di Confindustria di Treviso, da parte di altri non ho sentito grandi autocritiche, per dire. Ecco, vorrei farvi sottolineare che Casini appartiene al gruppo finanziario Caltagirone, no? Non so se mi spiego. Allora, Caltagirone fu l'unica società a Roma che fallì clamorosamente, fu revocato dopo 14 anni, fu revocato il fallimento per una storia che è lungo raccontarvi, ma potremmo anche scriverci un libro, e lo Stato gli rimborsò 1.000 miliardi degli anni 1990. Io conoscevo personalmente il curatore fallimentare del fallimento e mi raccontò tutti i retroscena che sono da ridere. E dietro questi retroscena c'era anche un certo Giulio, sempre lui. sempre lui. Allora dobbiamo andare in pubblicità, siamo in ritardo, adesso cercheremo di capire se magari con l'autonomia tutto questo non sarebbe adesso dopo la pubblicità parleremo allora dell'esito referendario, delle prospettive, tra poco. Ricordo